Venuti stasera così numerosi, vi do il benvenuto a nome dell'Associazione Culturale Salveschida. Ringraziamo il Comune per il patrocinio e la Proloco per la collaborazione sempre puntuale. Stasera abbiamo due ospiti particolarmente graditi. Sono Anthony Muroni, giornalista dopo varie esperienze alla Nuova Sardegna e Radio Planargia approda all'Unione Sarda, di cui è direttore dal 2013 al 2016. Successivamente avvia un blog di successo che è antonimuroni.it, al quale segue un impegno con l'associazione politico-culturale Sardos, che gira la Sardegna per proporre le sue idee e ascoltare quelle degli altri. Questa è la linea di questa realtà, attorno alla quale di recente è nato quello che è stato chiamato il polo dell'autodeterminazione, un raggruppamento di quelle che sono le realtà identitarie della Sardegna oggi. E Bachisio Bandino, antropologo, giornalista, scrittore, a partire dagli anni 70 anima il dibattito sull'identità e sul rapporto fra innovazione e tradizione in Sardegna, con pubblicazioni come Il Re un feticcio o Costa Smeralda. A cavallo tra gli anni 90 e 2000 anche lui è direttore dell'Unione Sarda. Lettera a un giovane sardo e Prosi Indipendenza sono solo alcune delle ultime pubblicazioni ritenute un importante contributo per la lettura della storia contemporanea della Sardegna. Noi li abbiamo invitati qui stasera perché vorremmo affrontare un argomento importante, di attualità, che sta a cuore, insomma, diciamo, all'opinione pubblica mondiale oggi, potremmo dire. Le notizie che arrivano dalla Catalogna hanno alimentato focolai indipendentisti un po' in tutta Europa. La domanda che vorremmo sottoporvi stasera è fondamentalmente questa: ma è davvero possibile, praticabile in Sardegna e per il bene della Sardegna il percorso autonomista? Cos'è l'autodeterminazione? Cos'è l'indipendentismo sardo? Un'utopia, un sentimento, un programma che con pazienza e con riflessione può essere messo realmente a sistema? Prima di partire invito a prendere la parola il sindaco di Pattada, Angelo Sini, che vuole fare un commento di esordio. Buonasera, anche io per i ringraziamenti di Pietro, ringraziamento del professor Bandino per essere venuti a Pattada per parlare di questo tema. Questo tema che manca per la volta è diventato in generalità, visto quello che è successo questi giorni in Catalogna. Io mi associo infatti alla domanda di Pietro, era quello infatti il mio spunto. Cosa ne pensate oggi? Oggi in Sardegna si parla di autonomismo, si parla di indipendenza, spesso anche mischiando le due voci, non comprendendo le differenze tra l'una e l'altra. Cosa ne pensate di quella che è la situazione sarda, anche alla luce di quello che è successo in Catalogna e di quello che comunque sta succedendo in Europa, non solo in Catalogna ma anche in Scozia, dove Scozia sta avvenendo un altro fenomeno paradossale. La Scozia che vorrebbe far parte dell'Unione Europea, che vorrebbe per questo staccarsi dall'Inghilterra. Quindi abbiamo noi proprio il fenomeno cosiddetto localismo in un mondo però sempre più vasto. E su questi punti appunto vorrei la vostra opinione. Grazie. Grazie Angelo. Allora, innanzitutto io penso che prima di accostarci ad un argomento così delicato come quello che affronteremo stasera sia necessario fare un po' di chiarezza. Viviamo in un tempo in cui la gente è scettica e la convinzione ormai radicata che gli apparati statali e nazionali rappresentino qualcosa d'altro rispetto a quella che è la condizione della gente comune. Il sentimento diffuso, quello di un'impotenza di fondo che sembra impedire ai cittadini quella partecipazione attiva che è capacità di incidere poi sulla sua stessa condizione. In un contesto del genere ci vengono proposti concetti come indipendentismo, autonomismo, autodeterminazione, sovranità, federalismo. L'impressione però che rispetto a questi stessi concetti si abbia sempre una consapevolezza un po' fumosa, non si riesca fondamentalmente a capire bene, a distinguere e a comprendere le differenze che insomma definiscono questi concetti, queste parole che indicano delle componenti giuridiche, degli aspetti forse simili di una voler affermare l'identità, la cultura di un popolo, ma rappresentano e hanno comunque sia delle differenze, per cui
Forse è il caso che prima di affrontare questo argomento ci mettiate nelle condizioni anche di capire nel dettaglio quali sono le differenze fra queste varie forme e aspetti di cui si parla spesso. Prego, non so chi vuole iniziare. Mi è capitato di intervistare una quarantina di persone prima di scrivere quel libretto post-indipendenza e sono rimasto meravigliato proprio di questo aspetto, come vengono interpretate queste parole. Allora, quando dicevo, tu hai intervistato chi? Persone privilegiate, economisti, sociologi, sindacati, figure di un certo rilievo nella cultura e nella economia sarda, e davanti alla parola autodeterminazione erano tutti favorevoli. Cioè la parola autodeterminazione è una parola positiva che attraversa tutto lo schieramento politico, perché dicevano autodeterminarsi, noi sardi dobbiamo autodeterminarci. Basta con questa cosa, non arrivavano a dire Sardegna colonia o semicolonia, però riconoscevano che la Sardegna non aveva quella libertà per orientare la crescita, lo sviluppo sardo. Quindi davanti alla parola autodeterminazione tutti sì. La parola sovranismo in gran parte, ma in grandissima parte favorevole, perché dicevano sempre noi dobbiamo avere una nostra sovranità, quindi non intendevano in senso giuridico, ma in senso, come dire, sociologico. Ci governiamo da noi stessi, ma senza precisare la differenza giuridica. Quando arrivavo alla parola indipendentismo, succedeva proprio la caduta totale. La maggior parte diceva no, indipendentismo no. Allora io chiedevo, ma ascolta, che differenza c'è tra autodeterminazione, sovranità e indipendenza? Spiegamelo tu. No, l'indipendentismo è una separazione dall'Italia, l'indipendentismo e associavano l'indipendentismo in qualche modo alla tradizione della violenza, all'ETA, all'IRA in Europa. Per cui il termine indipendentismo, al di là del suo significato reale, era connotato in senso di allarme, in senso negativo. Invece la sovranità, cioè che la Sardegna sia sovrana, non che renare nulla, sovrana, capite? Sovrana vuol dire che si dirige da sé, in qualche modo, poi vedremo che non è uguale all'indipendentismo, ma più o meno. Però era la parola. Uno poteva dire, beh, io sono sovranista ma non indipendentista, io mi aspettavo una differenza di questo tipo e dopo vedremo la differenza. No, ma non era questo che agiva proprio la parola, indipendenza. No, indipendenza no. Sovranità sì, autodeterminazione assolutamente sì. In realtà la differenza c'è, perché sovranità vuol dire che noi stabiliamo di essere popolo sovrano, anche a livello giuridico, notate bene, però non facciamo l'indipendenza, ma accettiamo, pur nella nostra sovranità, di essere con l'Italia. Noi però intanto stabiliamo di essere pienamente sovrani, però non facciamo lo stacco, la separazione, nessun separatismo. Una volta che siamo sovrani noi potremo fare l'indipendenza o no. Stabiliamo, vabbè, da sovrani facciamo anche l'indipendenza, oppure da sovrani noi rimaniamo sovrani e facciamo un patto con l'Italia di un certo tipo, un accordo. Allora io chiedevo, ma un accordo paritario? Sì, un accordo paritario. E allora è come l'indipendenza. No, però noi non lo facciamo lo strappo finale, quindi niente separatismo. Va bene? Quindi la differenza giuridica tra sovranismo e separatismo c'è, nel senso che a parità di potestas giuridica, però tu non fai la separazione con l'Italia, ma fai un accordo di un certo tipo. Per esempio,
l'esercito unico, la moneta unica, tutto l'altro noi, può essere. Mentre l'indipendenza è tale per cui io posso fare quel che voglio, cioè posso benissimo considerare l'Italia come la Francia, l'Inghilterra, la Germania, e alle armi, non so, per un accordo con gli Stati Uniti, con la Russia, è totale. Ma a me non colpiva questa, perché la maggior parte degli intervistati, esclusi alcuni sul versante della giurisprudenza e anche gli economisti, conoscevano la differenza tra sovranità e indipendenza. A me colpiva invece il fatto che a livello psichico la parola indipendenza fosse in gran parte vietata, proibita, mentre la parola sovranità e la parola autodeterminazione è totale, auto, nessun altro, invece era accettabile. Questo cosa dice per concludere questa prima osservazione? Che, ed è secondo me alla base di un'analisi della sardità oggi, che i sardi accettano una forma di mediazione in qualche modo, non se la sentono di usare la parola indipendenza. Sovranità è la stessa cosa in sostanza, solo che tu puoi decidere di non fare l'indipendenza, ma puoi decidere anche di fare l'indipendenza, quindi sei sovrano. Il confine è molto labile, si tratta di una decisione finale, se vuoi fare un salto, e però lo puoi fare se vuoi, Quindi è tutto essere sovrani pienamente. Invece no, è che la parola sovranità è piuttosto vaga, e noi siamo il bene e noi il matessi. Cioè è il versante psicologico che agisce, non giuridico. Autodeterminazione, noi non comandiamo noi, e tanto, poi te non devi comandare osate. Vedete come opera il termine. Invece indipendenza no, forse lo lasciamo già ai movimenti. Ecco, questo ci dice che il sardo non è favorevole in gran parte all'indipendenza, già a livello di parola, cioè di significato che attribuisce alla parola, proprio per così dire del campo semantico della parola. Non se la sente. Ad un insegnante di area sardista gli dico: ma tu accetti di fare l'insegnante, sei pagato dalla regione in una Sardegna sovrana? No, chi mi assicura? Male o bene che vada, lo stipendio lo Stato me lo garantisce. Con una Sardegna in crisi che non ce la fa a tenersi da sola, io non me la sento. Ma come tu non sei uno che sei sardista, lo uso nel senso largo del termine, non del partito sardo. Cioè già questo tipo studiato non se la sente di l'azzardo di dire, dipendendo da Cagliari lo stipendio magari se entra in crisi me lo diminuisco, invece allo Stato italiano io sul del ruolo sono garantito. Questo ad esempio la dice lunga sulla capacità dei sardi di scommettere sull'indipendenza, comunque vada, qualunque situazione accada, perché quello significa che c'è una passione, che c'è una visione del mondo riferito alla Sardegna, che c'è una visione politica precisa e che si fa. Gli indipendentisti catalani, al dire ma potremmo anche subire, come hanno subito adesso, una crisi economica, finanziaria già manifestata, hanno detto ma noi accettiamo di pagare un costo personale e familiare, ma l'indipendenza per noi è fondamentale. Magari questo discorso lo riprendiamo per capire poi quali sono le differenze sostanziali tra l'esperienza catalana e la realtà sarda oggi. Allora, io credo che non debba aggiungere nulla a quanto ha già detto il professor Bandino, perché sposo interamente le sue parole e cerco di andare a scavalco, come si dice, cioè inquadrare questo è il punto dato,
la diagnosi fatta nel 2017 sul panorama della Sardegna. I sardi accettano l'autodeterminazione, i sardi accettano anche di parlare di sovranismo, cioè di avere competenze quasi assolute sul governo delle cose sarde, ma non vogliono sentire parlare di indipendenza perché si spaventano, perché ricollegano la parola a un qualcosa di pericoloso per la loro stabilità, per quello a cui sono abituati, per l'ordine che hanno sempre conosciuto. Come siamo arrivati a questa situazione? Come si forma questo sedimento di coscienze? Come anche l'analisi politica, perché tutti noi, anche quelli che dicono di non interessarsi della politica politicante, di non seguire il chiacchiericcio, il dibattito, le strategie, le trasmissioni televisive, i proclami, no, ma comunque ci interessiamo di quelle che sono le decisioni della politica, anche di rimbalzo, anche quando non sappiamo di farlo, o quando non vorremmo farlo, perché comunque qualsiasi decisione della politica ha un riflesso sulla nostra vita. E allora Bachisio Bandini dice: io ho intervistato 40 persone che hanno un ruolo preminente nella società sarda di oggi. Chi sono i sardi del 2017? 1.580.000 sardi in questo momento presenti sul nostro territorio isolano. Sono persone che sono nate, le più anziane, alla fine degli anni 20 e all'inizio degli anni 30, e sono sempre di più la maggioranza. I sessantenni, la generazione fra i cinquantenni e i 65enni sono ormai maggioranza in Sardegna, perché i nostri giovani vanno via mediamente o dopo la laurea o comunque in un'età tra i 20 e i 27 anni, quelli non laureati, per andare a cercare lavoro o in altre regioni italiane o peggio all'estero. E difficilmente, solo 1 su 4 torna, o dopo esperienze di studio o dopo esperienze di lavoro. Facciamo sempre meno figli. Oggi in Sardegna, ogni anno in Sardegna, negli ultimi 5, 6, 7 anni sono nati 10.800, 11.000, 10.500 bambini all'anno. Ok, perciò questo è il quadro dei sardi che oggi si devono pronunciare su quella che è la loro condizione, se gli piace o meno, o cosa pensano che sia meglio per il futuro. I più anziani, quelli nati tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, erano bambini durante il fascismo. Erano i bambini durante il fascismo, dove non si parlava d'altro che di Italia, di nazione, dove iniziava il reset culturale nei confronti di tutto il paese, dunque anche della Sardegna, che fino allora aveva comunque una sua peculiarità, la sua lingua, che tutto sommato continuava a svilupparsi, aveva un altissimo tasso di analfabetismo, aveva un altissimo tasso di arretratezza per quel che riguardava l'innovazione, non c'era nessun tipo di investimento in formazione, vero? Chi voleva formarsi o era coraggioso, o era un genio, o doveva andare fuori. Ma dunque, i più anziani sono nati in quella situazione lì. Gli altri, quelli che hanno dai 70 anni giù, e tutti quelli che hanno dai 70 anni giù, anche io che ne ho 45, siamo nati in un'epoca in cui l'Italia è quella che ha mantenuto, secondo l'epica che ci è stata tramandata, ha mantenuto la Sardegna, l'ha portata su dal punto di vista economico, gli ha dato addirittura il piano di rinascita. A proposito di parole, il piano di rinascita, se è rinata vuol dire che prima era morta, l'hanno fatta rinascere di nuovo, perché vuol dire che non esisteva più. Il piano di rinascita ci ha dato l'organizzazione che è quella che oggi ci stiamo trascinando, quella che è entrata in crisi all'inizio degli anni 90, è quella che ci porta, nella cui onda lunga ancora viviamo, dell'incertezza economica, della fine dell'esperienza industriale, della fine della presenza delle grandi aziende, soprattutto di Stato, che mettevano i soldi, che assicuravano gli stipendi, e quando non c'erano più gli stipendi perché le esperienze erano fallimentari, non scelte da noi, non incardinate in quello che poteva essere un vero sviluppo di una regione al centro del Mediterraneo, quando non c'era quello c'era la cassa integrazione per 2, 4, 5, 7, 9 anni, 12 anni. Io ho conosciuto persone al mio paese che da quando ho l'età della ragione non le ho mai viste
lavorare, erano sempre in cassa integrazione e mobilità, ma mica per colpa loro. Qualcuno gli aveva detto che quello era il suo destino, quello era il suo modo di esistere all'interno della società sarda. La mia domanda è: sì, c'erano sardi che hanno determinato, che sono stati complici, tra virgolette, o sono stati correi di quelle scelte, tanti sardi, ma quanti sardi tra quelli che hanno organizzato il modello di sviluppo, o come lo chiamo io, il modello di sottosviluppo che oggi stiamo pagando e che mette la Sardegna nella condizione di essere un serbatoio di giovani, un serbatoio non più solo di braccia ma anche di menti per gli altri stati europei e per le altre regioni d'Italia. Chi l'ha creata questa situazione? È stato deciso in Sardegna? C'è stata una cabina di regia, i sardi si sono presi la responsabilità di costruire una classe dirigente vera, non solo all'interno della politica, non solo all'interno delle istituzioni, ma in tutti i luoghi nei quali le decisioni si formano, vanno prese e vanno applicate. Quanti sardi sono riusciti a determinare cosa fosse giusto e cosa no per la Sardegna? Se noi non capiamo questo, se noi non facciamo il passo in avanti rispetto alla fotografia che magistralmente il professor Brandino prima ha fatto su quello che i sardi oggi pensano, non capiamo perché pensano così. Pensano così perché si rendono conto che questo sistema non va bene, si rendono conto che hanno figli, nipoti, figli di amici, paesi spopolati, giovani che se ne vanno, si rendono conto che non c'è prospettiva, che non c'è speranza, che non c'è libertà. Quando non hai la libertà di decidere se vivere o no un luogo, se fare o no un percorso di studio, se fare o no un percorso di formazione, se fare o no una professione, non sei libero. C'è qualcun altro che sta decidendo per te, o c'è qualcun altro che ha deciso che tu non puoi vivere a casa tua perché non hai le condizioni minime di dignità, non solo per quel che riguarda il lavoro, ma anche per i servizi per vivere a casa tua. E da qui nasce il fenomeno dello spopolamento, da qui nasce la Sardegna desertificata, non solo dal punto di vista numerico, perché bisogna anche uscire dalla logica dei numeri. È desertificata dal punto di vista delle idee, delle opportunità, della speranza, della felicità, del sentirsi bene in casa propria, del sentire che domani potrà essere meglio di oggi, del sentire che il bambino che nascerà domani, dopodomani, fra un mese, fra 2 mesi, starà meglio di suo padre e di sua madre. Chi lo decide? Lo decidiamo noi, lo stiamo decidendo noi o lo stanno decidendo da altre parti? Io ho l'impressione che non lo decida più manco il governo italiano, quello che succede in Italia e in Sardegna. E allora queste sono le motivazioni che hanno fatto entrare in cortocircuito il sistema politico, il sistema della classe dirigente con il popolo. Io credo che nelle elezioni politiche di marzo se ne vedranno delle belle o delle brutte per qualcuno che ancora non si rende conto che sta ballando sulla toda del Titanic. Si stanno già spartendo i posti, centrodestra, centrosinistra, vinceremo, ma io mi prendo il proporzionale, io ne metto 3, 2, 1 alla mia corrente, ma il governo lo facciamo noi, ma la legge elettorale. Tu stanno facendo i conti senza l'ossa, stanno facendo i conti con i sondaggi. I conti li faremo con quello che deciderete voi, con quello che davvero voi penserete possa essere giusto, con quello che voi valuterete rispetto a quello che avete già vissuto negli ultimi 25 anni. Quando chi oggi si propone di governare l'Italia e di conseguenza la Sardegna, vi renderete conto che sono sempre gli stessi, sono quelli che non hanno funzionato 10 anni fa, che non hanno funzionato 20 anni fa, che non hanno funzionato 5 anni fa, che non hanno funzionato 12 anni fa. Perché dovrebbero funzionare dal 2018 in poi o dal 2019 in poi? Perché? Io capisco, data la situazione, dato il tipo di bombardamento, di globalizzazione anche mediatica, dal punto di vista, da ogni punto di vista dell'organizzazione statuale presente anche in Sardegna, io capisco che si abbia la paura di prendersi qualche responsabilità e di dire io provo a uscire dall'anonimato, provo a non essere più solo uno che subisce, ma a partecipare alle decisioni, a determinare le decisioni. Io lo capisco. E allora mi metto dalla parte di chi dice che ha paura,
professore della parola indipendenza, e difatti anche noi in questa fase parliamo di autodeterminazione. Ma la parola indipendenza in sé cosa vuol dire? Se ci pensiamo, la parola indipendenza nasce strettamente legata alla parola dipendenza. La parola dipendenza significa avere un nesso di un collegamento, c'è qualcun altro, le cui azioni determinano la mia condizione. Io dipendo da quella persona, da quel comportamento, da quelle decisioni. Se io sono indipendente significa che sono non dipendente, cioè significa che il mio comportamento, le mie decisioni, il mio modo di essere non è legato a nessi di causa e effetto determinati da altri. E allora noi abbiamo bisogno di indipendenza. Noi in Sardegna, se è vero quello che ho detto, abbiamo bisogno di indipendenza. Ma significa che abbiamo bisogno di indipendenza dall'Italia in questa fase? Ma chi lo dice? Non siamo in condizione di essere indipendenti dall'Italia, anche perché ci mancano 2 o 3 cose. Il primo, la maggioranza dei sardi non vuole essere indipendente dall'Italia in questa fase. Seconda cosa, non abbiamo un'indipendenza economica, cioè il nostro sistema economico è stato talmente raso al suolo, è stato talmente resettato, è stata talmente creata una condizione di dipendenza da decisioni prese da altri che noi oggi non sapremo probabilmente come sostentarci per avere l'uguale stile di vita che abbiamo in questa situazione di dipendenza. Si dice che l'Italia abbia a suo vantaggio, anzi a suo svantaggio nei confronti della Sardegna, uno sbilancio di 4 miliardi l'anno, cioè per dirci che dobbiamo starci zitti, che non dobbiamo rivendicare niente sulle servitù militari, che non dobbiamo rivendicare niente sull'inquinamento delle industrie pesanti, che non dobbiamo rivendicare niente sui tagli che fanno periodicamente alle nostre entrate. Cosa volete? Noi per voi spendiamo 4 miliardi all'anno in più di quello che voi producete. Ma sarà proprio così? Io non credo che sia così. Io non credo che sia così, perché nel conto fatto da altri mancano alcune voci. Mancano per esempio la voce legata alla presenza nel Golfo degli Angeli a Cagliari della più grande industria petrolifera del Mediterraneo. Dove le paga le imposte di fabbricazione e di trasformazione del petrolio in quello che poi diventa la Salis? Le paga la Sardegna o le paga l'Italia? Le paga l'Italia, perché hanno fatto un deposito di comodo fiscale a Livorno, in modo che lì si completa l'operazione finanziaria. 1,5 milioni di accise, scusate, 1,5 miliardi di accise se ne vanno all'Italia, non vengono alla Sardegna. Perciò noi abbiamo uno sbilancio di 4 miliardi, certo 1,5 miliardi di quello che subiamo noi dal punto di vista dell'inquinamento, della presenza impattante, di tutto quello che significa avere un'azienda come quella del Golfo degli Angeli di Cagliari, significa che non hai quell'impatto. Tu Italia ce l'abbiamo noi e tu prendi 1,5 miliardi e poi me lo metti anche in conto, e a me sto spendendo 4 miliardi, perché certo ti prendi 1,5 miliardi mio, facciamo che sono 2,5, e poi facciamo che hai il 63% delle servitù militari italiane in Sardegna, il 63% del totale in Sardegna. Il ministro Pinotti o la ministra Pinotti, intervistata l'altro giorno alla fine dell'accordo FAS con Pigliaro sulla restituzione di 3-4 spiagge per 3 mesi l'anno, cosa che succede già da 10-15 anni, è stata ratificata solo adesso, dice: ma noi Teulada non lo possiamo chiudere perché non c'è da un'altra parte in Europa un territorio così bello. Allora la legge economica dice che quando non c'è in nessun'altra parte d'Europa una cosa così bella da sfruttare, costa soldi, sfruttarla costa soldi. Il Forte Village non c'è in nessun'altra parte d'Europa un resort così bello. Per entrare al Forte Village bisogna pagare 3.000 euro a notte, e 3.000 euro a notte si riprende la direzione del Forte Village. Chi se li prende i soldi che l'esercito tedesco, l'esercito spagnolo, tutti gli altri eserciti pagano per venire a bombardare o a esercitarsi nei poligoni di Teulada, di Capofrasca? Non se li prende la Sardegna. Perciò vedete che alla fine, se andiamo a fare i conti della serva o dei servi, quello che spesso sono stati i nostri politici, alla fine anche il famoso sbilancio di 4 miliardi se ne va, ma non è all'ordine del giorno.
Dicevo, non è all'ordine del giorno perché innanzitutto la maggior parte dei sardi è spaventata dalla parola indipendenza. Chiudo questo intervento dicendo: noi abbiamo bisogno di indipendenza in questa fase, non di indipendenza dall'Italia, abbiamo bisogno di indipendenza di testa. Dobbiamo imparare a ragionare in maniera indipendente, non farci dire dagli altri cosa è meglio e cosa è no. Dobbiamo imparare a sperimentare davvero, ad autodeterminarci, davvero a provare a scegliere, a decidere noi. Ma per farlo non si può sempre delegare, non si può delegare Muroni, Lavera, Bandini, non si può pensare di delegare sempre gli altri. Ci devono essere tante persone, tanti di voi che siete qua, che vogliono migliorare le cose, che devono iniziare a impegnarsi in prima persona, non per forza a candidarsi, ma a impegnarsi, a dare idee, a fare, a sostenere, a far sentire la pressione nei confronti di chi non decide. E questo significa mostrarsi indipendenti di testa. E per questo è il motivo per il quale io dico: il primo bisogno che c'è in Sardegna è quello dell'indipendenza. Professor Bambino, nel suo libro Prosi Indipendenza, lei dice, cito: l'indipendenza non si chiede e non si concede, ce la prendiamo perché ci spetta, con metodi democratici, come è il nostro diritto e dovere. Ma è davvero tutto così semplice? E perché non ce la siamo presa allora questa indipendenza? Cioè, la Sardegna ha davvero ragioni forti per porre al cospetto dell'Italia, dell'Europa, addirittura del mondo, una pretesa tale? L'impressione è che quanto successo in Spagna di recente metta quantomeno in discussione questa sua convinzione. E se così non fosse, ci spiega allora come si fa oggi ad essere convinti, ad avere l'assoluta certezza che l'indipendenza un popolo la può raggiungere in un contesto democratico e stando dentro la legge, ovviamente. Certo, questo libretto sull'indipendenza è una provocazione. Io non sono mai stato, né ora sono iscritto a nessun partito, né mai ho appartenuto a nessun partito e mai ne faccio parte di nessun movimento di nessun tipo. Non a motivo di onore, anzi, ma per dirvi che è un libro provocatorio, per dire che fare. Ora, l'indipendenza si costruisce, mentre c'è la mentalità che dice: l'indipendenza da dove viene? Da dove ci viene l'indipendenza? Cosa aspettiamo? Che ce la riconosca l'Italia? No. Siamo noi capaci di averla? No. Dunque l'indipendenza non è un'astrazione, è una cosa concreta. È come noi la costruiamo, giorno per giorno. Non è un'eredità, non è un lascito, non è un regalo. Allora il popolo sardo inizia da un punto zero e dice, riprendendo il discorso: io sono dipendente? Eh sì, A, B, C, D, dipendenza della Sardegna. Non voglio essere dipendente di A, di B, di C, di D. Per esempio, dell'ambiente. Noi non siamo padroni dell'ambiente. La regione sarda non è padrona dell'ambiente. Il discorso dell'ambiente lo definisce Roma. Quindi da noi possono fare qualunque cosa riguardo all'ambiente. Noi non abbiamo potenza. Allora noi vogliamo provare ad iniziare, perché l'indipendenza non è un miracolo, l'indipendenza è una costruzione del popolo, è una costruzione del sapere, di una propria psicologia, di una propria sociologia e antropologia, è un vivere concreto della gente in cammino e inizia non con l'indipendenza, inizia con la non dipendenza. Sulla non dipendenza siamo tutti d'accordo? C'è qualcuno che non è d'accordo sulla non dipendenza? Io non ne ho trovato ancora di gente che dica no, io voglio essere dipendente da qualcosa. Tutti vogliamo non essere dipendenti in vari settori, nel settore nel settore stesso appunto dell'ambiente, ma nel settore di più diversi settori, anche in quello militare, nelle basi militari. Però questo partire dalla non dipendenza, perché non produce una società unita su questo versante? Non lo produce. Io ho notato sempre nelle interviste, sempre nei dibattiti che ho avuto dopo
presentato questo libretto, che la gente non produce, non lotta, è convinta che noi non dobbiamo essere dipendenti, e te lo dice chiaramente, ma non opera in questa prospettiva. Per esempio, dà il voto a un partito che invece accetta la dipendenza nella realtà politica reale. Quindi è una specie, è tipica del sardo questa situazione, tra il pensiero e l'azione. Questo è il punto fondamentale. Il sardo è un pensatore in eccesso, è un tipo acuto, un osservatore, non si rimberghennugia, è uno che tincheleghe, sa cose, sa pipilista e succo, che la capisce prima che tu la dica. Quando è chiamato però a tradurre nell'atto questa sua convinzione, questa sua virtù e capacità di analisi, tradotta in azione, si blocca. Rimane col pensiero. Quando tu lo inviti a dire, ma ascolta, se tu sei convinto di tutto questo, perché non lo traduci in atto così? Tu hai dai gai, ma sta fucker gai. No, sta fucker gai, se tu stai dicendo che è così, facciamo il merito in corrispondenza. No, lì avviene il salto, lo iatto terribile in noi, in tutte le cose. E questo è proprio un retaggio storico di paura, di dominazione straniera, di non essere stati mai padroni di noi stessi. E quindi questo è un residuo storico che non è facile buttare a mare. Quindi io quando insistevo continuamente, ma se sei d'accordo su queste forme, perché non facciamo una lotta contro Roma sul versante ambiente, sul versante base militare? No, sono d'accordo con te, anch'io sposo completamente la tua, però io, perché non andiamo allora a una dimostrazione per il radar in questo luogo, in questa... come peschista giro, vai. Ma cosa attendi? Che ti venga da chi questa non dipendenza? Da chi ti dovrebbe venire? Quindi capite qual è il dramma di questo nostro popolo, di noi stessi, che nel canale Medimene, di noi stessi osservandoci dentro di noi capiamo che non abbiamo questa forza identitaria, perché il sardo, contrariamente a quello che si dice, è un popolo a basso tasso di identità nella realtà individuale. Lo è ad alto tasso a livello psicologico, a livello di ideologia, ma a livello operativo, concreto, pragmatico. In 20 anni di Lombardia io ho capito che il lombardo dice: se mi poni un problema è per risolverlo, ogni problema è per risolverlo, pragmatismo, concreto, altrimenti perché me lo poni il problema? Se non è per risolverlo tu, perché mi poni questi problemi? Noi invece il problema lo poniamo, ci navighiamo, lo ortichiamo, lo andiamo a fundo, è di una testa incredibile, degli studiosi. Hai fatto la quinta elementare, sei un critico raffinato sull'analisi critica. Quando? Agiamo? Facciamo? E tu hai dai, noi sta andando, no? Come che non sta andando? E sta facendo. Ecco, il detto comune da fare e dirci in mezzo al mare è un dramma nostro. Mentre il lombardo non mette iatto tra dire e fare. Dire e fare. Io ho visto i miei alunni diciottenni come sono diventati della Lega. Ora non mi interessa il giudizio sulla Lega, non è quello il discorso. Ma com'è che i miei alunni di Varese, di Como, diventano leghisti? A partire da zero, non hanno tradizione, non come noi che abbiamo un partito sardo dal 1921 e poi prima del partito sardo tutta una tradizione di Asproni, di Tueni, eccetera eccetera. Eppure io ho visto formarsi questa coscienza civica operativa, non intellettualoide, operativa, in favore di una coscienza a partire da zero, senza storia, di una coscienza lombarda, di tutte le piccole industrie del Galleratese, del Busto, di Bustarsizio, di Saronno, di tutta quella che è l'area più industrializzata d'Italia, Milano, Como, Varese. La coscienza pratica del tradurre un pensiero assolutamente in azione, anzi il pensiero debole e l'azione forte. Noi invece il pensiero forte e l'azione debole. Questo ci taglia fuori
Per cui oggi noi, se per assurdo l'indipendenza ce la donassero su un piatto d'argento, ne abbiamo paura. Capito qual è la condizione? Ecco perché io dico, al di là delle frasi, dobbiamo costruircela gradualmente, piano, iniziando da tappe successive di come noi non ne usciremo mai finché non abbiamo una certa autonomia sul fare economico. Noi non ne usciremo mai, perché l'industrializzazione ce l'hanno data, perché era stato ce l'ha data l'industrializzazione petrolchimica. Sono state combine romane. Certo, voi dite la responsabilità dei sardi, è certo che dei sardi, ma intanto le decisioni vere sono avvenute a Roma sull'industrializzazione petrolchimica, sulle basi militari sono avvenute a Roma, su un certo turismo di capitale internazionale, ora sull'eolico e sul solare, sono tutti capitali internazionali. Una pala eolica rende 1,5 milioni, al sardo va 0,5, poi i capitali se ne vanno fuori per vendere energia elettrica fuori dalla Sardegna. Noi ne produciamo un terzo in più di quello che ci occorre di energia, eppure ci sono gli investimenti per profitto di altri, e noi che cosa facciamo? Nulla! Lo sanno bene, lo sanno bene. È una cosa terribile, cioè non prendere questa cosa. Non si tratta di schierarsi, di fare gli indipendentisti, no? Noi scusate, Reino è di parlare da uomo di patata, di fieri, di belli tutti, a dire: ma scusa, io, dei partiti, io ce l'ho questa coscienza di essere sardo e di difendere i miei interessi di sardo. Questo mi interessa, non mi interessa altro. E se noi non raggiungiamo questo, non c'è. Possiamo vedere sempre, non so, appunto nell'amministrazione della serata, come appunto noi non siamo stati capaci di ottenere le cose minime. Barcellona, la Catalogna non aveva lingua, ormai morta, respinta, rimossa, e ha inventato, per così dire, ripreso storicamente, quando ormai erano spagnoli nel linguaggio, e hanno recuperato, e hanno rivisitato, e hanno trovato i loro classici, e la lingua si insegna nelle scuole bilingui. Noi siamo dal 1960, l'articolo di Michelangelo Pira sul bilinguismo, su Wikinews, siamo nel 2017. Noi abbiamo fatto un passo avanti sulla lingua? No. Dice: ma perché lo statuto sardo, perché non ce la danno? Se tu aspetti che ti la vedi, lei sta fresca. Aspetta, tu aspetta. È vero. Ci sono cose fuori, solo ai sardi succede una cosa del genere. Nel 1960 il 95% dei sardi parlavano solo il sardo, a patata. Nel 1955 il 98% dei patadesi parlavano solo sardo. Vuoi creare le scuole medie e metti il bilinguismo immediato? Anche perché pedagogicamente è naturale che tu non puoi iniziare con un italiano senza sapere niente, rischi sul porchellino, quando invece se tu parti dal sapere della tua lingua insegni un'altra lingua sorella, in amicizia, no, divieto di parlare il sardo a scuola. Ci picchiava. Ma può essere un errore pedagogico di questo tipo? Ma chi l'ha fatto questo errore pedagogico? Il nostro discolo è passata di vizi, di ozieri. Cose pazzesche, cose incredibili se facciamo un'analisi storica. E oggi è difficile. Noi discutiamo, sì, è vero, ha fatto progressi, stiamo facendo battaglie continue sulla lingua, per ogni scuola non entra, ci interessa il risultato politico, a scuola non entra. E questo è per dire di una cosa, perché ci hanno messo in mente che la lingua è rozza, che la lingua non arriva a parlare della modernità, sono tutte fandoni ovviamente, io non li prendo. Noi non sapevamo, che il titolo dice tutto, che è uscito un anno fa, noi non sapevamo che ci hanno combinato la petrolchimica, che ci hanno dato le basi militari,
che Isolano, noi non sapevamo, noi non sappiamo. E la domanda di quell'invento è: ma oggi sappiamo? Beh, sappiamo tanto che la chimica verde, che vuole mettere a Cardo in nord e a Cannes in sud, è approvata dal potere politico, dal potere sindacale e dal potere della società industriale. Ma nel 2017 che risponde Sardegna a Cardo, qui giù su, sotto patata, sino a Arzaino, tutta Cardo, perché rende più della pecora, e rende più della pecora, e più della mucca. Ma allora tu per questo vuoi mettere a dare ai capitali internazionali il territorio sardo completo per metterlo a Cardo? E per che cosa? Per far creare biomassa e produrre energia che noi abbiamo in Canada, e energia che va fuori con i capitali esteri. 500 posti di lavoro, miliardo, 1.500.000. Ma voi ascoltate, se voi sapete questo, come fate? Io vi invito, non mi piacciono molto i discorsi, né politici rigorosamente, tanto il discorso sia politico, ma non mi interessa il discorso rigorosamente partito, a me interessa solo una sarda, Saemina Sarda, che ha ragione in e dice: ma a questo punto, signore, io non c'è. Se qui si mettono giù di patata nella pianura a mettere un'industria, e voi patalesi non siete d'accordo, voi patalesi vi mobilitate, scendete giù in occhio non si fa, e vincete sicuramente. Non c'è forza né capitale né tecnologia né potere politico-militare che batta la volontà dei patalesi. Voi impedite che qualcosa contro di voi si faccia. Estendetela tutta la Sardegna e già abbiamo un grande risultato, che alcune cose che sono per noi negative non le vogliamo, e tutti andiamo lì, corpore presenti, noi tutti. Qui non si fa, si sono distesi per terra nel Sinis, qui le cose non le fate. Nel mare di Sinis volevano fare volevano mettere le paghe insomma, non le hanno fatte. Le trivellazioni nell'Ustalese, la gente ha reagito, il popolo dei paesi non le hanno fatte, se no Roma non le ha detto di sì. Anzi, Roma le ha obbligate quasi, perché Renzi voleva fare le trivellazioni. Allora a me interessa questo nei discorsi, perché il discorso politico è affascinante, però ci lascia con un sapere, e più o meno questo l'ho sentito, più o meno questo è così, sì, lo sapevo che... No, a me non interessa questo, a me interessa, e chiudo, che ciascuno di voi prenda consapevolezza che tutto ciò che è contro noi sardi, e tutto ciò che è contro Patara, nei territori di Patara, comandano noi, non comanda nessuno. Ditelo in ogni paese questo, fatelo in ogni situazione, e vedete come il popolo è inattaccabile. Inattaccabile. Cosa fa? Vi bombardano? Non possono fare nulla. Contro il popolo non c'è forza di vita, ma il popolo non c'è. Moroni, ho avuto modo di assistere alla presentazione dell'associazione Sardo Sassari. Lei ha usato una metafora particolarmente efficace e decisiva per descrivere la corsa all'indipendentismo. Ha detto: se noi vedessimo la corsa all'indipendentismo come una maratona, posto che la maratona si corre su una distanza di 42 km e spiccioli, potremmo dire oggi che la Catalogna si trova al 35° chilometro, la Sardegna invece deve ancora legarsi le scarpe. Emerge un dato inquietante, se fosse effettivamente come dice lei, e contestualmente un interrogativo, e cioè, per proseguire sulla sua metafora, ma allora cosa hanno fatto negli ultimi decenni quegli atleti che avrebbero dovuto vestire la casacca dei quattro muri? Nel senso, com'è possibile che non abbiano trovato lo slancio, l'energia e la forza di presentarsi, non dico in pista ma neppure ai nastri di partenza? Credo che questa domanda abbia già risposto nell'intervento che ha appena fatto il professor Bandini, dicendo che quella che è mancata è fin qui è appunto la coscienza di essere popolo e la coscienza del fatto che da spettatori non siamo in grado di poter agire in alcuna maniera, di poter partecipare in alcuna maniera né alle decisioni né alle determinazioni, né soprattutto a capire quanto accade.
Gli esempi che sono stati fatti col capitale estero che vuole speculare sui territori desertificati oppure persino sui territori produttivi, esempio delle trivellazioni, scusate, la ricerca del metano proprio ad Arborea, dove c'è l'unica realtà che riesce a mettere a reddito il vasto patrimonio bovino da latte, in quel caso non solo dell'Oristanese, perché ormai la Creat di Arborea praticamente controlla la produzione in tutto il resto della Sardegna, con apporti che appunto arrivano anche da altri territori, soprattutto da questa zona del Sassarese. Dicevo, il fatto che a tutto questo noi assistiamo da inerti spettatori è lì a raccontare il fatto che manchi una coscienza di popolo, ma soprattutto non che manchi una coscienza di popolo nel senso nazionalista, che da qualcuno, appunto, viste le esperienze negative dei vari nazionalismi del secolo appena trascorso, è vista in maniera negativa, però non è di essere nazionalisti o meno, anzi, come ha detto Bandino prima, a volte usiamo persino troppo. Se ci toccano la birra Ignusa o se parlano male di un sardo siamo capaci a parole di fare una grande rivoluzione. Se appunto c'è qualcuno che inquina lo stagno di Sant'Agino, scusate, mi veniva stadio l'assonanza, perché appunto la gente è lo stesso. Il nuovo presidente del Cagliari, come sapete, è titolare di un'azienda che si chiama Fluorsid, che un anno fa è finita sotto inchiesta per un pesante inquinamento nella zona cagliaritana. Tra l'altro un'inchiesta che è sparita dai radar, è sparita dai giornali, non se ne parla più. Io non so più a che punto sia, ma ci avevano raccontato che c'erano valori di 300 volte superiori ai limiti consentiti, non solo nello stadio di Sant'Agilla, ma anche nei terreni nei quali erano state fatte le discariche abusive. C'erano pecore, animali, colture che erano danneggiati dall'eccessiva presenza degli scarichi presuntamente illegali di questa azienda. Ma chi lo sa, chi se ne interessa, chi tiene la guardia alta, chi pensa che questo sia un problema per sé, per la sua salute e, ripeto, per lo sviluppo economico. Quando ci lamentiamo, diciamo nel precedente intervento, del fatto che non c'è lavoro per i nostri figli, per i nostri nipoti, per i nostri fratelli, per i nostri ragazzi, ma questo lavoro chi lo deve produrre? Chi lo deve assicurare? Eravamo abituati che lo assicurava lo Stato, il pane-Stato, a perdita, lo assicurava così, una sussistenza, un assistenzialismo, un tenerti buono, ti faccio lavorare, ti tengo buono, ti do i contributi, ti do 10 anni di cassa integrazione purché tu stia zitto e voti, zitto e vota, zitto soprattutto, e poi vota, e basta, non mi serve altro, mi serve che tu stia zitto, che tu voti, che tu consumi, che spenda i soldi che ti do, basta, non mi serve altro, tu non ti devi preoccupare di altro. E allora perché? Quale stimolo c'è stato? Perché prendessimo la coscienza appunto di essere popolo e perché avessimo la voglia di prendere in mano la nostra vita e di determinarla, di indagare come sta andando il resto del mondo, come sta andando davvero il resto dell'Europa, come funziona la globalizzazione, quali sono i settori nei quali una terra come quella sarda può inserirsi sui mercati globali, può intercettare un'economia che non solo sia di sussistenza, ma che sia di sviluppo. Non è vero che siamo piccoli, non è vero che siamo pochi, perché esistono esempi nel mondo di stati che sono stati che sono più piccoli territorialmente, dove ci sono addirittura meno abitanti della Sardegna, che stanno in piedi, che hanno un'economia, che hanno studiato, che hanno alfabetizzato fortemente i propri ragazzi, che hanno una missione di sviluppo. Voi sapete, se io vi chiedessi, non solo per la giunta regionale che sta per ingloriosamente per finire il suo mandato, ma anche per quella precedente, ma anche per quella che c'era ancora prima, ma anche per quella che c'era ancora prima negli ultimi 25 anni, c'è qualcuno di voi che mi sa dire qual è stata la missione della Sardegna? Cioè, quale classe dirigente ci ha detto: Salvi, noi oggi facciamo sacrifici, noi oggi facciamo investimenti, noi oggi facciamo infrastrutture, noi oggi facciamo formazione perché investiamo sul settore X, perché quel settore X è quello che deve trainare l'economia sarda, è quello che deve dare lo sbocco di formazione,
culturale, sociale ed economico ai nostri giovani, cioè deve tenere in piedi la nostra regione. Qual è? Voi sapete dire qual è la missione? Questa è una regione che deve vivere di agricoltura, è una regione che deve vivere di industria, è una regione che deve vivere di servitù militari. Mi ha detto la ministra Pinotti che le servitù militari portano sviluppo. Bene, noi siamo 1.580.000 abitanti, di questi circa 800.000 dovrebbero aspirare a lavorare, vista l'età. Quanti posti di lavoro può dare la presenza dei militari in Sardegna? 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000? E gli altri 790.000 cosa fanno? L'industria assistita, la chimica verde, quella per la quale dovremmo piantare a cardo mezza Sardegna, quella per la quale dovremmo di nuovo mettere a rischio il nostro ambiente, perché ci sono problemi ambientali anche lì, perché non è vero che la chimica può mai essere verde, anche se usa il cardo come strumento, parte della sua materia prima. Quanti posti di lavoro può dare? Dai 500 ai 700 a Porto Torres. Sono contento, felicissimo per quelle 700 famiglie, ma mi chiedo le altre 800.000 cosa devono fare, e così via. Non c'è dunque una missione di Sardegna, cioè non c'è un piano strutturale per far crescere quest'isola con investimenti che vadano tutti, che siano integrati, che vadano tutti nella stessa direzione, ma soprattutto che pensino alla Sardegna come un territorio unico e integrato, non Cagliari per conto proprio, non Olbia per conto proprio per lavorare 5 mesi l'anno, che pensino al fatto che le zone interne spopolate, le zone interne desertificate, e quando parlo di deserto non parlo solo, ho detto, di numeri, parlo di servizi, parlo di cultura, parlo di possibilità, parlo di accesso ai diritti per crescere come uomini e come donne, che tutti dovremmo avere alle pari condizioni che tutti dovremmo avere abitando a Battada o al quartiere del Sole a Cagliari. Dovremmo avere pari condizioni, perché questo recita la tanto bella Costituzione italiana della quale tutti si riempiono la bocca. Ma dov'è la sua applicazione? Chi è che ci pensa dalla mattina alla sera ad applicare questo principio? Chi è che pensa al fatto che in Sardegna, per pensare di poter competere nel 2017, nell'epoca della velocità, della modernità, della tecnologia sviluppatissima, e noi abbiamo ancora le scuole dove le LIM non funzionano perché non c'è il collegamento a internet, ma dove vogliamo andare? Ma dove vogliamo andare? Noi abbiamo ancora una regione dove non si riesce mai di anno in anno a chiudere la finanziaria senza fare tagli ai servizi fisici per i cittadini, per gli ammalati, per le persone che vorrebbero fare una visita ma devono fare 7-8 mesi nelle liste d'attesa, per i giovani che devono andare a studiare, per le tasse universitarie invece aumentano invece di diminuire, per le scuole che chiudono. Non riusciamo ad avere i soldi per fare tutto, ma ogni anno ci sono 40 milioni, che sono 40 milioni di euro, 80 miliardi di vecchie lire, che sono a disposizione dei signori consiglieri regionali, per quello mi dispiace se uso questa parola, ma l'hanno coniata nel dibattito politico, per le marchette elettorali. Cioè ogni consigliere regionale ha a disposizione dai 600.000 ai 900.000 euro, che decide lui a chi darlo, ai suoi amici. 300.000 all'associazione per la ricerca del funghi sottosuolo, 250.000 per la ricerca sui chiodi storti che devono diventare dritti. C'è una cosa incredibile, una vergogna, e nessuno si ribella. E non è vero che non lo sappiamo, perché sui giornali, anche se è piccolo, c'è scritto, su internet si trova, noi leggiamo e lasciamo correre, perché magari qualcosina può arrivare anche a noi forse, oppure perché noi non possiamo fare niente da soli. Cosa ci possiamo fare? Ecco, questo è il motivo per il quale non ci siamo ancora allacciati le scarpe e non abbiamo iniziato a correre. In Catalogna, l'ho detto prima il professor Bandino, hanno fatto un altro passo: la lingua, l'economia, hanno una missione, hanno investito in infrastrutture, hanno preteso che le loro competenze territoriali fossero gestite in loco, si sono addirittura spinti oltre ora, quando lo Stato centrale ha tradito gli accordi che erano stati liberamente sottoscritti. Sono pronti, sempre come ci ha ricordato poc'anzi il professor Bandino, ad affrontare le estreme conseguenze. Le estreme conseguenze sono state di essere picchiati persone come voi, persone normali. Pensateci, voi siete in fila per votare il prossimo 4 marzo e arriva
vengono i poliziotti, che possono essere i vostri nipoti, i vostri cognati, col manganello vi picchiano, perché siete in fila per votare, vi picchiano, non avete capito cosa vuol dire essere picchiati? Che vi danno un colpo di manganello in testa, a Safidala, diciamo, a Tres Uranes. Ma vi rendete conto cosa può succedere? E poi può succedere che se siete il presidente della regione, o siete un assessore, o siete il presidente del consiglio regionale, che è in collegamento stretto col suo popolo, che gli dice mettici in condizioni di votare perché noi vogliamo votare su questo strumento dell'indipendenza, vi sequestrano la casa, vi arrestano, vi mandano in esilio, vi danno 700 milioni di multa, dunque rimanete a pagare voi e le vostre prossime 12 generazioni. Perché quelli lo stanno affrontando? Chiediamocelo, perché stanno affrontando tutto questo e non ne hanno paura? Devono avere una motivazione fortissima. Potrebbero ovviamente, certamente secondo i nostri parametri non gli conviene. Noi non vi chiediamo, non chiedetelo neanche a noi in questa fase, come non lo chiediamo a voi di fare questo. Vi chiediamo di mettervi in dubbio, oppure di lamentarvi, di lamentarci tutti insieme, sapendo però che dobbiamo trovare una soluzione, che va cambiata una mentalità, che va fatta una rivoluzione culturale, che non possiamo pensare ai nostri figli, ai nipoti, cioè ai figli dei nostri figli, possano avere un futuro in Sardegna se noi non cambiamo le cose. Se noi non cambiamo le cose, sappiate che la Sardegna fra 50 anni sarà un non luogo. Non ci sarà più un sardo che saprà fare una forma di formaggio, non ci sarà più un sardo che saprà fare un litro di vino, non ci sarà più un sardo che saprà fare tutte quelle cose che i vostri nonni, i vostri genitori e forse voi sapete fare, perché diventeremo una cosa resettata, globale, come la vogliono gli altri, cioè diventeremo un campo di gioco dove ci dovranno giocare altri. Se a voi piace questo mondo, continuiamo a fare così. Se non vi piace, cominciamo a metterci il dubbio che senza diventare eroi, senza per forza doverci far picchiare, doverci far picchiare in fila nei seggi elettorali, possiamo cominciare a dare dei segnali perché le cose cambino. Perché, come ha detto il professor Bandini, da sole non cambieranno. Gli unici che possiamo cambiarle siamo noi in maniera democratica e pacifica, naturalmente. C'è una difficoltà di fondo, rimane fra la gente a ricomporre questo dissidio che esiste fra l'affermazione della propria originalità culturale, locale, e un mondo che sembra letteralmente bruciare questi spazi a favore di una convergenza globale e digitale che rischia di rendere antistorica questa stessa affermazione locale. Questo rapporto locale-globale è stato posto male. Dobbiamo diventare modernos, via che non sia antico. Cioè, il globale è arrivato per civilizzarci. Poi il locale muore, guardate il dramma antropologico degli anni 60, terribile. In verità, tu non puoi essere globale se non sei autenticamente patadese. Prima bisogna che tu sia patadese, che abbia coscienza di essere patadese, moderno. A quel punto tu sei nelle condizioni di comunicare col globale. Perché il globale non è una stazione, sono una serie di comportamenti, di atteggiamenti, di acquisti, di visioni, che sono oggi nel tessuto della tua comunità patata. Allora, come te lo giochi tu il rapporto tra l'essere patadese e l'essere globale? Non sono due cose diverse. Tu sei ad un tempo patadese e ad un tempo globale. Dipende da come te lo fai tu, da come te lo strutturi questa collocazione. Allora, uno non può essere profondamente patadese se non accetta la modernizzazione globale, ma non può essere autenticamente globale se non è sinceramente patadese. Il coltello che voi oggi mi parla e siete orgogliosi giustamente è un prodotto identitario locale, proprio perché ha un'identità forte, trova sbocco nel mercato mondiale. Se tu fai un formaggio, per noi vitesi, Saspirito è passata su Sarmenzio, eppure noi abbiamo 90.000 ovini, voglio dire, vabbè, un po' meno vacche, ma perché patata da noi pastori a Sanomea, Chiacchi, Salmenzio, Spirito? Perché vuol dire che lo ha mostrato e dimostrato di non saper fare. Quanto più è locale il prodotto, tanto più
se il coltello invece di essere fortemente identitario fosse costruito imitando, non so, un altro tipo di coltello di qualunque altra regione, non avrebbe trovato sbocco. Quindi questo riferito agli uomini cosa significa? Alle persone, alle donne, cosa significa? Significa che tu devi saper regolare questo rapporto di coscienza locale e di coscienza globale. Allora sei veramente un cittadino di Pattada e cittadino del mondo, perché sai essere nel locale come produzione materiale locale, come produzione economica locale, come produzione culturale locale, come produzione artigianale e di tradizioni, di dolci, del torrone, di tutte le cose che sono identitarie. Allora tu comunichi col mondo, altrimenti tu non ci sei. Se non produci nulla, se non sei locale, tu come esisti? Esisti come uno zimbello comandato dal capitale internazionale, un seraco che non ha nessuna autonomia, che consuma. Quando avevo scritto quel libretto Lettera di un giovane sardo, e ora ho scritto Lettera di un giovane sardo sempre connesso, e questo è un altro argomento sull'identità dei giovani millennials, di questi nativi digitali, che tocca appena tra loro. Chi non costruisce, nel senso che Pattada produce, producendo Pattada comunica col mondo, altrimenti se non produce, ditemi voi, come comunica col mondo? Allora questi ragazzi dicevano, ma io sono cittadino del mondo. E dove sei cittadino del mondo? E non mi sapevano rispondere. Sai, te lo dico io dove sei cittadino, perché c'è i jeans Levi's, la maglietta Lacoste e le scarpe allora Timberland, come il parigino, come l'abitante di Los Angeles. Ma questo è un modo di essere cittadino del mondo, perché sei vittima della pedagogia e della semiotica mondiale che ti propina tutti gli oggetti del capitalismo mondiale. Ma per questo tu vuoi diventare cittadino del mondo? No, io voglio diventare cittadino del mondo producendo i migliori coltelli della Sardegna e probabilmente dell'Italia. Sono cittadino del mondo perché producio un formaggio e sono cittadino del mondo perché eccetera, altrimenti perché il legno lo lavoro, perché allora tu sei cittadino del mondo, perché sei profondamente patadese. Quindi il rapporto locale globale va visto in una simbiosi positiva, non come contraddizione, che io so essere moderno, ma so essere moderno con una mia identità. E d'altronde come comunichi al mondo se non hai identità? Io comunico con l'altro se ho una mia identità e l'altro ha una sua identità, che può essere parigino, londinese. E allora comunicando, io voglio essere patadese, tu puoi essere parigino. Comunichiamo perché abbiamo due identità differenti e la differenza è una ricchezza. Se invece io divento parigino, io sono di Pattada ma divento parigino, che bellezza, e non produco nulla. Io sono vittima di questo capitalismo merceologico mondiale, non esiste. Ora che quello che mi pongo io è un problema da discutere in un altro momento, ma per fare un riferimento, quando si parla dell'identità sarda, come sta avvenendo adesso? Nei ragazzi sotto i 20 anni, anche a me, cosa viene? Io dopo 20 anni, Lettera del giovane sardo del 1996, adesso l'ho scritto e l'ho portato qui, Lettera del giovane sardo sempre connesso, una ricerca di 4 anni, 6.000 studenti di Cagliari, Sassari, Oristano, Olmi, Nur, Binti, Dogano. Ci sono dei risultati strabilianti. E un capitolo è dedicato, l'identità sarda e internet. Cosa avviene? Cosa avviene in questi nativi digitali che usano il telefonino come niente, noi rimaniamo a bocca aperta e che non si staccano? Guarda, se non hai il telefonino è morto, non esiste. Cosa sta avvenendo? Cosa sta avvenendo a livello dell'identità? Se sono in un mondo globalizzato in aria così, vacuo, a una moda, jeans, scarpe, peggio adesso perché è in un rapporto in cui non puoi fare a meno. Stanno sorgendo le cliniche contro la dipendenza. L'America è piena, il Giappone è pieno di cliniche della droga dipendenza. Che cosa avviene a livello nostro? Questo nativo digitale, le sa fare la spirita del passato.
Cosa fa il coltello di Platano? No, me lo chiedo. Cosa sta avvenendo sull'identità? Riesce ad essere pattanese anche con internet e allo stesso tempo internetiano? Questo è l'ideale. Mica puoi dire internet, no. Viva internet! Ma solo di patata. Internet è pattanese. Tanna bene. Questo è un altro interrogativo per interrogarci sull'identità. Perché? Concludo. L'identità non si eredita. Non è una tanca e non è un palazzo. O te la fai o non ce l'hai. Ma che te? Non si eredita. Te la fai? Come si fa l'identità? Si fa studiando. Studiando nel senso no a studiare, nel senso dell'industria, industrioso. Un ragazzo, una ragazza industriosa, nel senso proprio etimologico, del fare, del saper fare, del sapere, del saper fare, sapere e saper fare. Questo è fondamentale per noi, smetterla con l'ipercritica sarda e saper fare, sapere e saper fare. Chiudo dicendo, ma questo come si fa? Ma sapete che l'Italia è la nazione in Europa del Sud per laureati e diplomati. Sapete che la Sardegna è l'ultima in Italia per laureati e diplomati. Ma sapete qual è la condizione della scuola oggi in Sardegna? È la dispersione scolastica al 25%. Ma voi con questo pensate che la Sardegna è una crescita? Chiudo con una domanda e poi possiamo aprire al dibattito. Domanda a bruciapelo. Se mai sarà questa Sardegna indipendente, per chi sarà? Cioè sarà per noi, per i nostri figli, per chi altri? Quali sono, se dovessimo fare una scommessa sul futuro, i tempi di realizzazione del progetto indipendentista in Sardegna? Guarda, ti rispondo come ho risposto al Papa Francesco, perché anch'io ho pubblicato un libro e il primo capitolo è dedicato al Papa Francesco. Quando gli ho consegnato il libro che avevo scritto su di lui mi ha chiesto: ma in questo libro c'è scritto solo il mio passato e il mio presente o anche il mio futuro? È una domanda, insomma, no? E così anche questa. Io posso provare ad arrivarci con un ragionamento, posto che non ho la sfera di cristallo. Il ragionamento è questo: noi aneliamo a stare meglio, noi aneliamo, l'uomo e le donne anelano a stare meglio, cioè dovrebbero lavorare e costruire il futuro per provare a stare meglio loro e provare a costruire una società dove anche i loro figli stiano meglio. È stato sempre così nella storia dell'uomo. L'uomo si è evoluto, si dice che oggi stia meglio, io spero che sia così, è così dal punto di vista certamente delle mollezze, del comfort, di tutte le cose che conosciamo, è certamente l'epoca nella quale sta meglio. Ecco, il pensiero è quello di stare meglio. Dunque la Sardegna indipendente ci farebbe stare meglio o peggio? Ecco, fino a quando questo non sarà sinonimo di meglio, io credo che sarà lontano. Dunque non ho notizie o non ho speranze di vedere a brevissimo un'evoluzione di questo tipo, ma ne faccio un feticcio. A me non interessa in verità che la Sardegna sia indipendente dall'Italia domani mattina, non è la mia priorità. La mia priorità è che la Sardegna stia meglio e che le persone che abitano in Sardegna siano libere di continuare ad abitarci, standoci meglio. Che una persona che decide di abitare in Sardegna o perché c'è nata o perché ci arriva e vuole stare qua abbia la possibilità di farlo. Questo è il mio obiettivo e l'obiettivo della mia vita è quello spero di tutti voi. Perciò se stando dentro l'Italia sarà possibile costruire una società sarda più giusta, più libera, dove le persone stanno meglio, si potrà farlo stando dentro l'Italia. Se questo non sarà possibile dentro l'Italia, prima o poi il popolo farà in modo, come ha detto prima il professor Bandino, con la forza più grande che ha, che è quella della democrazia, ma anche della ribellione. Probabilmente oggi, se ancora non ci siamo ribellati, se ancora non siamo arrivati a uno step ulteriore della nostra dimostrazione di insoddisfazione
rispetto ai modelli che sono in campo, significa che ancora stiamo troppo bene, scusate la provocazione. Probabilmente le persone che hanno fra i 40 e gli 80 anni stanno ancora benino, la gran parte, c'è anche chi sta male, chi non ha lavoro, chi non ha casa, ma la gran parte delle persone evidentemente stanno ancora bene, però sta arrivando il conflitto generazionale. La generazione fra i 20 e i 40 anni è la prima nella storia degli ultimi 100 anni che non sta meglio di quella precedente, è la prima, sottopagati, precari, senza possibilità di accedere allo studio e disterrati, spesso costretti ad andare via dalla loro casa e dai loro affetti. Ecco, questo conflitto probabilmente sta covando sotto la cenere e ci potrebbe portare a sorprese anche molto veloci. Io credo che già, per rimanere alla politica e ai risultati elettorali, che già le elezioni politiche del 2018 e le elezioni regionali del 2019 porteranno qualche sorpresa e daranno qualche segnale, e probabilmente saranno il segnale di quello che accadrà nei prossimi 10 anni, perché, ripeto, chi ci ha portato in questa situazione, cioè chi ha portato la generazione dai 20 anni ai 30 anni a non avere speranza, inizierà a pagare il conto. Il vero interrogativo è: c'è un'altra proposta in campo che è capace di assicurare qualcosa di meglio rispetto a quello che conosciamo? Questo è l'interrogativo, ed è qui risiede l'invito che vi ho fatto prima. Impegnatevi, se avete qualcosa da dare, se avete qualche idea da mettere in campo, se avete qualche esempio positivo da fornire, impegnatevi, prendetevela in mano voi la responsabilità di costruire una Sardegna